Onorevole Koch, oggi le forze d'opposizione si riuniscono per stigmatizzare l'azione del governo regionale. Cosa sta succedendo in regione? Sta succedendo tutto quello che in questo momento non doveva succedere, perché noi che siamo rappresentati, 60 consiglieri regionali eletti di tutto il popolo sardo, non possiamo permetterci in questo momento di ignorare quelle che sono le emergenze al di fuori di quest'Aula, dovute sia al Covid ma precedenti anche al Covid. In questo momento in Aula si parla d'altro, di una legge che non appassiona nessuno, che non appassiona soprattutto il popolo sardo che in questo momento è in grandissima sofferenza. Sui lavori dell'Aula, il Presidente del Consiglio regionale dovrebbe rappresentare il garante sia della maggioranza che dell'opposizione. Ritenete che l'attuale Presidenza stia garantendo tale principio? Sì, non sempre avviene che il Presidente del Consiglio regionale faccia da garante. Purtroppo sono avvenuti dei fatti che dimostrano chiaramente che spesse volte lui non è super partes. E per quanto riguarda il blocco sulla 107, ritenete che questa legge stia creando non solo il blocco dell'attività legislativa, ma soprattutto il blocco anche dell'attività delle commissioni? Beh, nei fatti è così, le commissioni ormai non si riuniscono quasi più, tra l'altro commissioni che dovrebbero essere riunite per regolamento per esprimere pareri su delibere di giunta che hanno delle dotazioni finanziarie importanti, non vengono dati proprio perché le commissioni non vengono convocate. La Commissione Sanità, che in questo momento secondo noi dovrebbe essere convocata quasi in maniera permanente, viste le emergenze che ci sono in tutta l'isola, praticamente negli ultimi 3 mesi si è riunita 2 volte. Cosa chiedete alla maggioranza? La maggioranza chiediamo un sussulto di buonsenso, se non altro, perché come noi anche loro rappresentano quelli che sono gli interessi di tutto un popolo. Noi siamo stati delegati da cittadini comuni per poterli rappresentare in questo consesso, per poter proporre soluzioni e per poter dare risposte quando queste possono essere date.